Sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia, ho mandato scuse profuse al ministro e ti ho messo in copia conoscenza di alcune comunicazioni. Alla fine ho fatto ritirare il documento. Questo quanto scritto lo scorso 14 maggio da Ranieri Guerra, il numero 2 dell'OMS, ora indagato dalla Procura di Bergamo per falsa testimonianza al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Sto ora verificando un paio di siti laterali e social media, si legge, dove potrebbe essere ancora accessibile per chiudere tutti i canali. Spero anche di far cadere un paio di incorreggibili teste. Il testo della chat si legge nella rogatoria trasmessa circa un mese fa dai magistrati all'OMS per chiedere alcuni documenti sul piano pandemico che è stato accertato essere rimasto fermo al 2006. Rogatoria da cui emerge l'iscrizione nel registro degli indagati di guerra, che lo scorso novembre, durante la sua deposizione, non avrebbe detto la verità, in merito non solo al mancato aggiornamento del piano pandemico, ma anche alle presunte pressioni da lui esercitate nei confronti di Francesco Zambon, uno degli allora ricercatori della divisione europea dell'OMS con ufficio a Venezia, ora dimesso, per ottenere la rimozione della pagina web di alcuni passaggi dello studio che mettevano in luce l'inadeguatezza del nostro paese nel fronteggiare l'emergenza. Il documento è stato rimosso a metà maggio e questo, l'ipotesi investigativa, in seguito al presunto intervento di guerra presso Tedros, il direttore generale dell'organismo dell'ONU.